Ieri mattina si è riunito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al tavolo di confronto sul tema dell'estrazione di nuovo gas italiano sul Mar Adriatico. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e i tecnici regionali sono stati accolti dai ministri Gilberto Picchetto Frattin del MASE, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Adolfo Urso del MIMIT, Ministero delle Imprese Made in Italy, il vice ministro Vania Gava del MASE. Tema principale la necessità di approfondire le problematiche sollevate, in particolar modo quelle legate alla subsidenza, oltre a ogni altro aspetto segnalato dalle comunità locali e dai sindaci, legato all'estrazione di gas, specialmente in Alto Adriatico, con la necessità di ottenere in via prioritaria garanzie tecnico-scientifiche a tutela dell'ambiente. Il tavolo ha concordato di coinvolgere in via preliminare alcune eccellenze italiane nel campo della ricerca, da Leonardo a ISPRA, insieme all'Università del Territorio, da affiancare ai tecnici e agli studiosi del percorso di analisi e approfondimento del tema. Il tavolo istituzionale sarà quindi affiancato anche da un tavolo prettamente tecnico, deputato a fornire strumenti e studi a carattere scientifico nell'ambito dell'estrazione di gas.